Ben ritrovati in diretta, sta quasi per suonare la campanella a scuola, quella virtuale, quella della DAD, e noi parliamo proprio di scuola insieme ad Anna Filardo, che fa parte del movimento Priorità alla Scuola di Udine, che dovremo avere in collegamento. Eccola qua, buongiorno e benvenuta. Allora, buongiorno. oggi è una giornata, è stato proclamato uno sciopero nazionale dell'intero comparto della scuola. Si parla molto di scuola da settembre, non abbiamo mai smesso, e forse anche durante i mesi d'estate. In realtà abbiamo parlato molto della scuola e di come sarebbe dovuta ripartire, di questa ripartenza che c'è stata, almeno in Friuli Venezia Giulia, però non per tutti gli studenti, e adesso questa ripartenza a causa zona rossa non c'è più, perché siamo tutti fermi al palo e tutti in DAD, eccetto qualche ragazzo che fa appunto i laboratori e coloro che hanno bisogno di, diciamo, di un sostegno, di un supporto. Oggi ci sono diversi presidi proprio di priorità alla scuola, anche in regione, a Pordenone, a Udine, Gorizia e Trieste, e in tutta Italia sono, leggo, circa 60 le città che aderiscono. Anna, qual è la spinta che vi porta a fare questi presidi, e perché oggi è importante scendere in piazza, diciamo tra virgolette, nel senso, o spegnere il computer, ecco, come protesta, perché causa Covid si può fare ben poco di fisico? Allora, noi siamo contenti che si parli di scuola, finalmente, forse anche se in un momento così delicato, Priorità alla Scuola vuole rimettere al centro del dibattito pubblico la scuola, per cui la manifestazione di oggi, come quelle che sono già state fatte in precedenza molte volte, è la dimostrazione di quello che noi sentiamo, di quello che noi pensiamo, e con oggi, diciamo, la cosa principale che noi vogliamo, desideriamo condividere con la comunità è innanzitutto la richiesta di riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, assolutamente, e soprattutto di cominciare davvero da subito ad investire immediatamente per la scuola in maniera seria, per esempio appunto una congrua parte del Recovery Fund che è appunto destinata al rilancio della scuola, e questo, diciamo, è quello che principalmente noi in questo momento mettiamo al centro. Il nostro focus è questo, e poi soprattutto vogliamo fare una riflessione. Ci sono tamponi periodici fatti nelle scuole, no? La scuola è un contesto dove c'è un tracciamento continuo. Ecco, il tracciamento però va garantito dappertutto, non solo nelle scuole, nel senso che se continueremo a tracciare solo in determinati contesti, è ovvio che i positivi continueremo a trovarli, ma se continuiamo a non tracciare in altri posti, quindi non troveremo mai quello che sappiamo, quindi il positivo. Quindi non focalizziamo diciamo tutto sulle scuole, cioè cerchiamo di creare tracciamenti, cerchiamo di favorire i tamponi rapidi e tutto quello, i tamponi periodici in tutti i contesti, sia quelli scolastici sia quelli lavorativi, in tutti i contesti della comunità, perché è fondamentale. Anna, e quindi questo dimostra anche. La fermo a proposito di tamponi, perché ieri appunto c'era la notizia, no, che il ministro dell'istruzione aveva proposto un tampone settimanale in modo tale da come dire, controllare un eventuale focolaio, contagi provenienti in questo caso dalle famiglie. Poi chiaramente ragazzi e bambini si ritrovano e quindi poi si amplia il contagio e nascono questi focolai. Proprio i dubbi sulla fattibilità sono sul Corriere della Sera di
di oggi, di questo screening rapido a tutti gli studenti, fa un po' da freno. Il commissario Figliuolo studia possibili test a campione. Lei però ha detto una cosa interessante, al di là del discorso condivisibile che si dovrebbe pensare di arrivare a una situazione dove ovviamente questi tamponi vengono effettuati anche come test campione, però in diversi settori, perché chiaramente gli studenti, diciamo, lo ricordiamo, hanno dei genitori, dei fratelli, dei nonni, dei parenti che vivono una vita lavorativa piena, e quindi forse il contagio non necessariamente nasce all'interno della scuola, come peraltro pare sia stato dimostrato da diversi studi. È stato dimostrato molto, sì, anche spesso. Però all'interno della scuola, voglio dire, il tracciamento, per chi ha insomma, avuto modo di sperimentare quest'anno la scuola in presenza, il tracciamento ci sono, il tracciamento funziona, e anche diciamo, forse sono stati individuati molti focolai all'interno delle scuole proprio perché questa è una delle poche realtà dove il tracciamento c'è. Esatto, è così, infatti è così, nel senso che la scuola è un ambiente, come dire, noi abbiamo sempre detto, non abbiamo mai come dire, messo in discussione il periodo delicato che viviamo, il fatto che comunque c'è stata un'alta percentuale, un aumento della percentuale dei contagi, che cioè, se c'è bisogno, ecco, di prendere dei provvedimenti drastici, si prendono, però quando tu vedi chiudere le scuole e tutto il resto del mondo va ad andare avanti, insomma diventa un po' complesso e così ti fa pensare, no? Ti fa pensare effettivamente a quali sono davvero le priorità, cioè non si è fermato tutto il mondo, si è fermata solo la scuola. E ci sono scuole. E ricordiamo che io sono mamma di un bambino della primaria, ma quello che mi preme ricordare, e ci preme sempre ricordare a noi, che i ragazzi delle superiori sono a casa da ottobre. Esatto. Quindi ad ottobre c'era una percentuale diversa, che se le scuole hanno chiuso ad ottobre è perché nonostante i tracciamenti, nonostante la rigorosità, vuol dire che c'è qualcosa che non è andata. E questo si riferisce a tutto il lavoro che bisognava fare prima. Forse bisognava garantire più cose, forse bisognava pensarci meglio, forse bisognava fare di più. Non è stato fatto di più, e chi è a pagare adesso sono proprio loro. E non è una cosa da sottovalutare, perché la situazione è veramente drammatica. Beh, è drammatica a livello psicologico, chiaramente, dei ragazzi, e in particolare, insomma, gli adolescenti sicuramente stanno soffrendo, sebbene anche i più piccoli, che però hanno avuto la fortuna appunto di andare in presenza. Ultima battuta, sempre dal giornale di oggi, l'avevo anticipato, dura con un'azienda e 4 figli in DAD, una delle tante testimonianze di chi purtroppo è alle prese con i pregi e i difetti, perché insomma non vogliamo demonizzarla, insomma, con la didattica a distanza. Racconto di una mamma nel giorno dei computer spenti perché sì, per protesta. E poi invece un'altra storia, un adolescente che per tutelare i propri parenti anziani con cui vive non frequenta i laboratori che sarebbero aperti per chi appunto frequenta determinati istituti. Due situazioni diverse, però due situazioni reali, giusto? Esatto, molto reali. Diciamo che dobbiamo pensare che ogni ragazzo, ogni studente, come ogni bambino, ogni persona ha la sua realtà familiare, e magari c'è qualcuno che, come dire, in qualche modo pensa ai genitori, pensa magari insomma, non pensa proprio a sé, pensa più all'attività familiare, pensa diciamo ad altro, e appunto sacrifica, no, questo aspetto così importante della propria vita, ed esiste questa cosa, cioè è reale, per cui sì, è vero, ci sono testimonianze con cui noi abbiamo spesso interagito, perché insomma parlando ci è capitato spesso di parlare con studenti che appunto alcuni magari avevano delle opinioni, altri magari insomma si differenziavano proprio perché dicevano preferiamo appunto garantire la salute pubblica, insomma tenerci stare a casa,
magari garantire l'attività familiare, no? Certo. Per i genitori che comunque Lavorano e hanno magari eh, appunto esatto, cioè sono anche pensieri, voglio dire, umani, plausibili, cioè in un certo. momento così Anche perché non il tutto giudicare coinvolge proprio la nessuno. famiglia. Poi parliamo sempre di ragazzi, di ragazzi e adolescenti che in questo momento secondo me vanno solo ascoltati e tutelati. Assolutamente sì. Allora, oggi giornata per chi sciopera di computer spenti per protesta, vari presidi nella nostra regione per il movimento Priorità alla Scuola. Voi avete un profilo Facebook, Priorità alla Scuola di Udine, potete cliccare e Sì, conoscere tutte le attività. Grazie Anna per essere stata con noi, buon lavoro ovviamente, buona DAD, visto che ci siamo, e in bocca al lupo grazie. ovviamente un pensiero a tutti gli studenti di tutte le età, dai nidi all'università. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.